Coronavirus, come si trasmette e come prevenire il contagio. Quanto dura il periodo di incubazione? Ecco un vademecum con i consigli dell'Istituto Nazionale di Malattie Infettive Spallanzani, Ministero della Salute e Istituto Superiore Sanità. Il nuovo coronavirus, SARS-CoV-2, responsabile dell'epidemia di infezione polmonare in Cina e ora giunto anche in Italia, è stato isolato lo scorso 7 gennaio. La sua azione di contagio avviene in larga misura attraverso contatti ravvicinati con un soggetto infetto, ma alcune misure possono aiutare a prevenirne la trasmissione. Covid-19 è il nome dato alla malattia causata dal nuovo virus. Ecco un vademecum con i consigli dell'Istituto Nazionale di Malattie Infettive Spallanzani, Ministero della Salute e Istituto Superiore Sanità. Il contagio è stato causato dalla trasmissione del virus da animale a uomo. Non a caso l'epicentro dell'epidemia è un mercato della città cinese di Wuhan dove venivano venduti anche animali selvatici vivi. È stata inoltre dimostrata la trasmissione interumana del virus, anche al di fuori dalla Cina. È in corso da settimane un dibattito sui soggetti contagiosi, cioè se sia possibile essere contagiati anche da persone asintomatiche. Chi dice che i contagi partano dai sintomatici, osserva Walter Ricciardi, membro del Consiglio esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non dice una cosa sbagliata. Vale però per il 95-96% dei casi, resta un 4-5%, una percentuale molto bassa in cui, come sapevamo, anche chi non ha sintomi può trasmettere il virus. Ma il 4-5%, sui grandi numeri che caratterizzano la diffusione del coronavirus, rappresentano un'insidia significativa. Il periodo di incubazione. Finora gli esperti hanno sempre indicato un periodo di incubazione, cioè quello che passa dall'infezione al manifestarsi dei primi sintomi, di 7-14 giorni. Tuttavia, il governatore dell'Hubei ha citato proprio oggi, sabato 22 febbraio, il caso di un anziano che ha manifestato i primi sintomi ben 27 giorni dopo l'infezione. L'ipotesi di un'incubazione più lunga del previsto è stata avanzata anche da Walter Ricciardi. Come proteggersi? Il SARS-CoV-2, come altri coronavirus, si trasmette attraverso le goccioline del respiro della persona infetta, che possono essere trasmesse con la tosse o gli starnuti, oppure tramite contatto diretto personale, oppure toccandosi la bocca, il naso o gli occhi con mani contaminate. Per questo motivo, è importante evitare uno stretto contatto con le persone che hanno febbre, tossiscono o hanno altri sintomi respiratori. In termini pratici, è raccomandabile mantenersi ad una distanza di almeno 1 metro da persone che tossiscono, starnutiscono o hanno la febbre, e lavarsi frequentemente le mani con sapone o con una soluzione alcolica. Coprire bocca e naso se si starnutisce o si tossisce e non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. Si consiglia anche di pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol e di usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assistono persone malate. I prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. Va contattato il numero verde 1500 del Ministero della Salute se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. La mortalità. Questo virus può causare sintomi lievi, simili influenzali, ma anche malattie gravi. Al momento il tasso di mortalità complessiva sarebbe di circa il 2,3% e sarebbe molto più elevato nella provincia dell'Hubei che nel resto della Cina. Il Premier Conte prepara il Consiglio dei Ministri straordinario sul coronavirus, ANSA. Cronaca live. Coronavirus, governo vara decreto, off limits le aree focolaio. Stop a gite, lavoro e attività sportive. 76 contagiati in Italia, 2 vittime. Una guardia di frontiera sotto la neve nella provincia cinese dello Xinjiang, EPA. Nei prossimi 4 anni cambierà oltre la metà dei lavori in Italia. Ecco come. Cosa fare se si pensa di aver contratto il virus? Perché vi sia un caso sospetto di coronavirus il paziente deve presentare sintomi di tosse o mal di gola o difficoltà respiratorie, e inoltre, nei 14 giorni precedenti all'insorgere dei sintomi, deve aver effettuato almeno una di queste attività, aver avuto contatti ravvicinati con un caso confermato o probabile Covid-19, aver viaggiato in aree dove vi sia la trasmissione del virus, aver visitato o aver lavorato in ambienti sanitari nei quali erano curati pazienti affetti da Covid-19.
Se un paziente dovesse rientrare in tali condizioni, deve contattare il numero telefonico gratuito del Ministero della Salute 1500, indossare una mascherina chirurgica se entra in contatto con altre persone, utilizzare fazzoletti USA e getta e lavarsi le mani regolarmente. I sintomi del Covid-19 e come si cura. I sintomi sono di tipo respiratorio: febbre, tosse, raffreddore, mal di gola, affaticamento polmonare. Al momento non ci sono terapie specifiche, la malattia si cura come i casi di influenza. Nei casi più gravi ai pazienti viene praticato il supporto meccanico alla respirazione. Sulla base dei dati disponibili, l'OMS ha suggerito una terapia antivirale sperimentale, correntemente utilizzata anche allo Spallanzani, basata su 2 farmaci, il lopinavir, ritonavir, un antivirale utilizzato per la infezione da HIV che mostra attività antivirale anche sui coronavirus, ed il remdesivir, un antivirale già utilizzato per la malattia da virus Ebola. Non esiste un vaccino contro il SARS-CoV-2. Isolamento. L'ordinanza emanata dal Ministro della Salute Roberto Speranza, dopo i 6 casi rilevati in Lombardia, prevede l'obbligo di quarantena fiduciaria domiciliare per chi torna da un viaggio in Cina negli ultimi 14 giorni e sorveglianza attiva per chi è stato nelle aree a rischio, cioè nel paese asiatico, con obbligo di segnalazione alle autorità sanitarie locali al proprio rientro in Italia.